Siamo con mister Bellingardo della Parnval al termine della sfida fra Accademia Trapani e Parnval. Un pareggio conquistato in un campo difficile, in una sfida molto complicata, mister. Sì, effettivamente noi già sapevamo che venivamo in un campo dove venivamo ad affrontare una squadra molto ostica, un buon organico che questo campionato già sta dimostrando con i risultati quello che ho detto poc'anzi. Il mister Mutolo l'ha preparata durante la settimana in questo modo. Noi dei nostri problemi ne facciamo necessità, ne facciamo virtù. Abbiamo un gruppo di ragazzi stupendi che si applicano, che non mollano mai, che ascoltano durante la settimana il mister in ogni suo pensiero, in ogni sua parola. Poi io oggi penso che la partita poteva durare anche 180 minuti, ma il gol non l'avremmo mai preso perché è stata premiata il buon atteggiamento dei nostri ragazzi. Lei ha detto facciamo dei problemi virtù, e lo è stato oggi perché venite da una vittoria soffertissima, travagliata col San Giorgio Piana e con le assenze anche per le squalifiche non solo del mister in panchina, e sono dei fattori importanti. È stato al punto di oggi è assolutamente un punto conquistato, guadagnato con sudore. Per noi questo punto è come una vittoria, perché venire qua a giocare con tanti 2007 che fanno parte della juniores, ma sono parte integrante durante la settimana degli allenamenti con la prima squadra, ma giocando oggi debuttando oggi con la prima squadra in 3 in 4, avendo un organico molto giovane, le squalifiche del nostro bomber Gaston, le assenze forzate sempre per squalifica di Follari, di Mancuso, noi parliamo di effettivi titolari che hanno sempre dimostrato e fatto anche la differenza dentro il campo. Ma noi abbiamo questo spirito, grazie al mister Mutolo, i ragazzi che subentrano, si vede il loro merito è quello di applicarsi durante la settimana e poi durante la partita, quando hanno l'occasione, dimostrare che anche loro possono fare l'eccellenza con il tempo, con l'esperienza. Mister è uno che punta molto sui giovani e ci stiamo lavorando, e questi sono i frutti.